moolah. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma drop top in pocket, swolla, 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 swolla. Swolla, 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 swolla. Swolla, swolla, swolla. When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. See you move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending that moolah, 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 moolah. I'ma drop top in pocket, swolla, 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 swolla. Sembra che io ti stia costringendo. Difatti. Prima in giù. No. Trattala bene. Siamo sopra una altezza 125, mettete la Dalila. Che strano che è. Il gas è tipo lunghissimo, non finisce mai. Se non sbaglio ha 16 cavalli, non mi ricordo più. È super agile sicuramente. Al posto dello scarico abbiamo un lancia dardini, tipo una specie di mitraglione. Secondo me è una bomba per essere 125, ma anche troppo bene. Sì, è agilissima, sembra di stare su un ovale. Partito via un po' il culetto. Con questa moto qua spinge tipo dai 7000 in su. Mi piace, mi piace. Non è vinta dal video che io lo faccio provare a tutti. C'è aspirazione, scarico, insomma.